primo lavoro da fare. Ecco. Per poter lavorare la palma, per fare l'intreccio si mette alla rovescia, non alla fascia, si mette alla rovescia e si parte una da una parte e una dall'altra, così. Poi una va sopra e l'altra da questa parte invece va in mezzo e si tira. Poi come di nuovo, si fa la treccia? poi questa va sopra, si prende l'altra e va sopra, sotto e sopra, sempre con questo lavoro qua. Sempre. Ne ho dimenticato una senza aprire, ecco qua. Così, così, così e così. Sempre sotto, sopra, sotto, sopra. Adesso facciamo un'altra cosa. Questo lo fermiamo così. Prendiamo da un'altra. Prendiamo, ecco qua, una foglia. La tagliamo. E facciamo questo lavoro. Va giù. Qui c'è un segno, si vede l'ombra e si continua a seguire l'ombra finché non riusciamo a passare in mezzo. Ecco, questa poi una volta finita facciamo un'altra cosa. Ne prendiamo un'altra. Facciamo così, lì facciamo un nodo, prendiamo un ago e lo infiliamo. Questo va così. Si apre e si fa il nodo. Ecco qua, questo adesso è finito il primo. Poi queste si possono fare sino alla fine. Se ne fa una da una parte e una dall'altra, sempre però come diciamo la tradizione delle palme, sempre in numero dispari. Per esempio, se adesso faccio l'altra qui, devo per forza fare un'altra